No, I'm not a writer. Zipi che ha attraversato così va, dai che è il capottino, mamma mia. Noi ci facciamo più furbi, prendiamo sta roba qua e ce la buttiamo là. Così attraversiamo alla grande, tipo qua, dopo là e là. Più o meno. Adesso buttiamo il pinino là. Sì, perché non vedo niente di più basso in giro. Ok, dai, proviamo. 3, 2, 1. Op. Sì, te la fai. E poi qua serve a mettere un piede là e saltare. Sì, è l'unica. Quindi qua, poi qua. Oplai! Ok, fatta. Perfetto. Il CP temerario viene avanti lo stesso, ma non mangiarti il capottino, pampana, cane pampano, guarda che bei posti ti porta. E io vorrei andare a fare le cose del wild, che aveva lasciato l'Alessia di là adesso, porco cane. Dai fidanzata, salta l'ostacolo! C'è un animale, non so che animale qua che si muove, Adesso vediamo se riusciamo a beccare qualcosa. Niente, la gentil consorte proprio ci ha abbandonato. Sì che è così bello, vero CP? Guarda che roba, siamo nel silenzio più totale, cioè sempre io che rimuovo la quiete, voglio dire, però insomma, a parte io che rimuovo la quiete, guarda che panorama, guarda. No, grandissima idea. La prossima volta qua, o con l'Alessia, o con i zingani, con amici, o che ne so io, un bel fuocherello, perché se tu guardi in giro è pieno di bei rami grossi, rami, eccetera. Becchi una giornata magari che non ha piovuto, che non c'è umidità, insomma che la legna è secca, che è fattibile fare il fuoco, ti fai un fuoco con questi panorami qua in mezzo alle montagne, veramente da fare ragazzo, da fare. Adesso ti segno anche fra un po' il punto in cui sono. Che poi guarda, c'è anche una specie di, chiamiamola stradina, no? Di terra battuta, quindi secondo me in mountain bike si può anche proseguire, no? Sarebbe da provare, magari la prossima volta. Adesso è arrivato un sole che si sta morendo al caldo, adesso mi spoglio. Io te la segno qua adesso. Intendo la puntina col GPS. Dai via, adesso ragazzi andiamo a casa, chiudiamo qui questa specie di puntina, insomma che altro non è che una bella passeggiata in questo wild e questo bel paesino. E la prossima volta bicicletta, magari tenda e fuocherello qua sarebbe il massimo.
In più ragazzo, se è aperto... No, non è aperto, ci sarebbe stata l'acqua. Vabbè, e per l'acqua ti fermi a Barcis, che è tipo 10 km da qua, no? Nella strada per arrivare, quindi... Poi se ti piace camminare, diciamo qua in queste zone, in questa zona c'è il campanile, lo chiamano, che è una scultura naturale, no? Una roccia in cima alla montagna, solo che dopo l'alluvione sono caduti, diciamo, i sentieri, no? Quindi non puoi arrivarci. No, amore? No, il sentiero non cade. Non è caduto il sentiero? Il sentiero stava camminando, stava facendo e poi è Dai, caduto. cammina, No? sentiero. Allora, vedi quando si dice che i camper nuovi hanno le cose di merda che saltano subito. Allora, il mio rubinetto è durato più o meno 30 anni, dopodiché è stato cambiato rubinetto, è durato più o meno un anno, ne ho cambiato un altro ancora, cioè parliamo di 70-80 euro al colpo, e è iniziato già a sgocciolare dopo un mese e adesso è partita anche la cosa, guarda, la maniglietta, cioè fantastico, eh? Cioè andiamo avanti a 80 euro al mese qua. Che poi vedi come facciamo a mandare avanti la nostra economia quando ti compri una cosa, no, in un negozio italiano ti costa tipo 100 euro e 0 giorni di garanzia. Te la prendi su Amazon, costa la metà e 2 anni di garanzia e puoi anche ritornarla all'inizio se non ti piace. Cioè, alla fine, vedi, sono costretto. Bar da Singano. Voilà là, bar da Singano. Che dice Madame per il caffettino, no? Buono? No, caffè, te? Ah sì. CP che dici? CP non dice. Allora praticamente qua siamo all'area sosta di Barcis che è nel ritorno, no? Tu paghi tipo 10 euro giornalieri per stare, no? Però noi abbiamo fatto solo lo scarico e oggi niente carico perché siamo verso la strada di ritorno, no? E vedrò di trovare qualche distributore per strada perché dove sto lavorando adesso non ci sono rubinetti dell'acqua, o meglio quelli che ci sono non sono assolutamente comodi, no? E quindi così, adesso caffettino e vediamo poi di cenare nella strada di ritorno in qualche posto nuovo, no? Cioè per la serie il video precedente è il bello del nuovo, no? No, vabbè, comunque mi dà proprio fastidio sta roba, quindi facciamo che oggi è domenica, domani è lunedì, richiedo di nuovo a zia Salvi il discorso della garanzia, cioè non tanto perché sgocciola ma anche perché si è rotto il piccio là. E se mi dicono di no mi sembra strano, sentirò anche altre concessionarie, cioè la serie anche voi fate così, si è venuto sul caffè. Però vedi, quando fanno i vlog di camper e viaggi mettono il primo piano della moka, io ti metto il primo piano del rubinetto, hai capito? È una cosa alternativa, moderna. Ma in ogni caso dopo lo prendo comunque da Amazon il rubinetto, cioè hai la garanzia 2 anni e dopo, cioè 2 anni all'infinito in teoria, mi sembra di capire come funzionano Amazon, no? Cioè perché loro ti ridanno i soldi, punto. Quindi dopo tu ricompri un'altra cosa e quindi 2 anni da capo, no? È una figata, cazzo. Mi tocca comprare tutto là. Però vedi, l'antica filosofia del gran cazzo che me ne frega, o piuttosto dello sti cazzi, non può valere per i rubinetti, perché altrimenti andresti avanti, non so, tipo a 100 euro al mese, no?